Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Puntata dedicata interamente al trasporto, è un momento molto delicato per via delle mancanze di risorse e di tant'altro, quindi cercheremo di parlarne in questa puntata con il vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, la saluto, buonasera. Salve, buonasera e con delega l'assessore alle infrastrutture, ai trasporti, lavori pubblici e navigazione nel Veneto. Adesso tutto bene, vero? Per tanti impegni per questo Veneto che ne ha sicuramente necessità. Buonasera, grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Poi comincio così, guardi il titolo che ho messo, mi dica se è un titolo esagerato, perché sentendo ovviamente le varie città del Veneto, tutte hanno dei problemi per quanto riguarda il trasporto, sia quello su rotaie sia quello normale, chiamo quello dei bus, ed è un trasporto pubblico che è un po' in difficoltà per vari motivi. Molti si lamentano che la Regione non dà i soldi che avrebbero bisogno, ci sono ovviamente dei treni che sono obsoleti, si lamentano i pendolari, insomma cercheremo di capire di più con lei in questa puntata. È tutto vero secondo lei che il trasporto veneto è in difficoltà? Allora, sicuramente si può fare meglio, ci sono delle difficoltà, delle criticità che possono essere risolte dalla politica e con scelte politiche. Dopo ovviamente quando parliamo di infrastrutture e trasporti i tempi di raggiungimento degli obiettivi non sono mai immediati, ma serve tempo, e poi ci sono delle problematiche, una fra tutti, ma immagino che ne parleremo, quella dell'assenza di autisti, perché più nessuno vuole andare a fare l'autista di autobus, in particolar modo è una criticità che fa fatica la politica, con scelta meno la politica regionale, a trovare delle soluzioni. La interrompo un attimo, chiedo scusa, perché mi è venuto in mente, quando viene la sua collega Lazzarin e lei mi dice la stessa cosa per quanto riguarda gli infermieri, cioè non ci sono autisti, vogliono fare gli autisti, non vogliono fare gli infermieri. La domanda Ma se parla con l'assessore Canerli gli dice che sì, esatto, nessuno vuole fare le stagioni. E aumentare gli stipendi magari cosa dice? Non potrebbe essere una soluzione? Allora, dipende, cioè magari ci sono degli stipendi che sono adeguati, non lo so, magari ci sono degli stipendi che sono adeguati, io non lo so, perché in questi anni si è imputato tanto al reddito di cittadinanza il fatto che certi lavori non venissero fatti, perché alla fine se il reddito di cittadinanza si avvicina molto allo stipendio ed è poco lontano, molto probabilmente tanti si fanno due conti in tasca. Se il reddito di cittadinanza adesso viene meno, capiremo. Io non sono convinta che il problema fosse solo il discorso del reddito di cittadinanza, perché comunque la gente ha bisogno di lavorare, quindi immagino che rimanere a casa senza lavorare non sia così scontato. Per prendere un posto, in questo caso una volta pur di lavorare, di autista o di infermiere, le faccio l'esempio, c'era la corsa per prendere questo lavoro perché era un posto sicuro, era un posto che garantiva anche un futuro tranquillo, invece adesso c'è una difficoltà anche in questo, per questo le ho chiesto se era ed è solo un problema economico, cioè che lo stipendio è molto basso e molte persone non adeguano il lavoro, lo sforzo allo stipendio che prendono. Ecco il motivo per adesso cui non so lo stipendio dell'infermiere qual è, lo stipendio magari dell'autista di autobus è 1200-1300 euro al mese, partendo dal presupposto che se pensiamo ad esempio a Belluno, uno se vuole prendere una casa, mi riferivano, infatti ho un incontro anche con la provincia di Belluno proprio per trattare queste tematiche la settimana prossima, che trovare case in affitto a un costo moderato è difficile, ad esempio a Belluno, quindi uno rischia, se viene da fuori, di mangiarsi lo stipendio nelle spese per il vitto e l'alloggio, e quindi magari diventa... Mi scusi, deve essere, la interrompo maleducatamente, è difficile dappertutto, perché ora chi è proprietario di case, Venezia, Padova, le affittano, fanno bed and breakfast, le affittano ai turisti, ormai non se ne trovano anche per questo motivo, ce ne sono parecchie, abbiamo fatto dei servizi proprio in merito e molti appartamenti di chi ne era proprietario invece che affittarlo. Non gli conviene affittarlo, ma gli conviene così, quindi a Venezia fa fatica a trovarle, a Padova pure perché il turismo è aumentato, uguale. A Verona lo stesso, quindi uno dei problemi è anche questo, che bisognerebbe mettere una legge che delimita. Sì, dopo partiamo dal presupposto, insomma adesso io ragiono su Verona, cioè trovare l'abitazione in città magari è difficile ed è anche costosa, ma se si va in provincia, cioè gli affitti diventa più facile, insomma
bisogna anche partire dal presupposto che trovare la casa attaccato a dove si lavora magari in certe situazioni diventa un po' difficile, però ci sono quelle criticità, ecco, che si fa fatica a dare delle risposte. Man mano ne parleremo. Abbiamo rotto il ghiaccio così tanto per dire. C'è una cosa che mi incuriosisce con lei. L'ultima volta che è venuto a trovarmi, che è stato parecchio tempo fa, le tiro le orecchie perché avrei piacere che venisse più spesso. Abbiamo parlato di una cosa che personalmente mi ha fatto arrabbiare molto, cioè noi abbiamo l'aeroporto, il terzo aeroporto d'Italia, e non arriva, non so se ricorda, una linea ferroviaria con una stazione all'aeroporto, al terzo aeroporto più grande d'Italia, con un movimento davvero incredibile. E lei mi ha detto: no, ne stiamo lavorando, è stato fatto, e questo si ricorda. Abbiamo fatto dei passi avanti. Abbiamo fatto dei passi avanti. Oggi, proprio questa mattina, c'è stata una conferenza dove sono stati stanziati 2 miliardi da spendere entro il 2037, speriamo di esserci ancora, personalmente, non è io, parlo personalmente, di cui esattamente 165 per il collegamento ferroviario. No, allora, il collegamento ferroviario sono oltre 500 milioni il costo della bretella ferroviaria, poi ovviamente il master plan e gli investimenti. Questi 2 miliardi, 167 si aggiungono a quelli. Domanda. E andiamo complessivamente a 500 milioni. Ma sono partiti i lavori per questo? È stata aggiudicata la gara e nel giro di poco tempo inizieranno i lavori. I lavori sostanzialmente in questi anni proseguiranno 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, perché faranno di fatto i turni, perché si punta ad arrivare a completare la bretella ferroviaria in tempo per le Olimpiadi. Diciamo che in questo caso le Olimpiadi non hanno permesso il finanziamento dell'opera come in altri casi, perché l'iter di realizzazione dell'opera era già in corso, però sicuramente ne ha determinato la necessità di velocizzare la procedura, perché arrivare per le Olimpiadi con il collegamento dell'aeroporto di Venezia alla ferrovia è fondamentale. Stiamo anche facendo delle valutazioni insieme a Trenitalia, RFI e a SAVE per capire poi ovviamente i treni navetta, diciamo tra virgolette, che portano avanti e indietro turisti o comunque chi anche per lavoro utilizza l'aeroporto. Perché sarebbe solo un passaggio da Mestre all'aeroporto, giusto, non avrebbe altri collegamenti? No, stiamo valutando tutti i collegamenti possibili utili per implementare sostanzialmente l'accessibilità all'aeroporto con la ferrovia a discapito del mezzo privato. Però diciamo che Mestre è una certezza, perché Mestre è una certezza, si sta valutando Santa Lucia, si sta valutando Padova, ma dopo ci devono essere ovviamente collegamenti e ipotesi. Padova, Mestre aeroporto è tutto uno, cioè io parlavo e presumevo se anche la linea che arriva da Udine, ne sto facendo un esempio, da altre parti, possono andare direttamente all'aeroporto, devono passare comunque per Mestre prima. Tutto qui era per capire com'è questa opera. Stiamo incrociando i dati con SAVE, perché noi partivamo dal presupposto che buona parte dei passeggeri dell'aeroporto di Venezia fossero turisti. Invece i turisti, di fatto è venuto fuori che una piccola SAVE ci ha dato delle informazioni utili poi per fare le scelte. I turisti sono una minima parte. Tanti utilizzano l'aeroporto di Venezia per motivi di lavoro, sia in partenza ovviamente che in arrivo. È fondamentale ed è strategico soprattutto per quello. E quindi senta, tutta questa opera sarà un'opera, non sarà una metropolitana, sarà tutta ovviamente come è un cappio sostanzialmente, che si collega alla linea già esistente. Verranno fatte cose interrate, verrà fatta una cosa anche interrate. Sì, c'è il progetto adesso nello specifico, dove però tutta la stazione sarà tutta interrata Ho capito, invece il passaggio da Mestre sarà tutto in superficie, insomma, più o meno. In superficie, non so se in qualche parte va sottoterra. Ma le sembra sottoterra? Sì, interrato. Senta, le sembra una cosa plausibile che noi arriviamo sempre dopo su queste opere qui?
Io capisco, adesso lei mi può dare una spiegazione perché ci lavora e la burocrazia e avere i finanziamenti diventa molto problematico, però avere un aeroporto dove in tutto il mondo arrivano i treni anche in Italia vicino alla stazione e qui non averlo e chissà, e mi auguro venga fatto come dice... Noi non abbiamo nessun aeroporto che è collegato alla ferrovia, di fatto l'aeroporto di Venezia sarà il primo dei 3 aeroporti collegati alla ferrovia. Su Venezia il collegamento è già in corsa, stiamo lavorando e facendo le prime verifiche con RFI per lavorare anche al collegamento di Verona. Quando si parla di infrastrutture i tempi sono sempre... biblici. Ma sono biblici dal punto di vista di innanzitutto trovare le soluzioni adeguate, reperire le risorse, fare i progetti, ottenere le autorizzazioni. Poi tenete presente che un progetto come quello della bretella ferroviaria all'aeroporto di Venezia viene anche realizzato in un territorio sicuramente fragile, sensibile e ha bisogno di 1000 e più attenzioni, perché anche sull'aeroporto di Venezia si è ragionato per molto tempo se fare la stazione di testa o fare il cappio. C'era ovviamente chi era a favore della stazione di testa, chi era a favore del cappio e poi alla fine si è scelto di fare il cappio. Guardi, io nel 2015 mi ricordo che a dicembre ho modificato l'orario di Trenitalia introducendo la rottura di carico a Montebelluna da Padova a Belluno, perché i treni che c'erano, le 445, non erano adeguate a sostenere un viaggio da Padova fino a Belluno, quindi ho dovuto introdurre una rottura di carico, promettendo al territorio che mi sarei da lì impegnata per elettrificare la linea e riportare il treno diretto da Padova a Belluno. Il treno diretto ritornerà in tempo per le Olimpiadi, mi auguro che non ci siano, intoppi, però ci abbiamo messo 11 anni. Le faccio una domanda così banale, ha mai pensato di avere una metropolitana che arriva in Piazza San Marco? Una metropolitana in che senso? Una metropolitana che arriva in Piazza San Marco. Sublagunare? Sì, sotto la laguna, insomma. Si va sotto le Maniche in Inghilterra, allora, si fanno in Danimarca, in Svezia dei ponti che attraversano che il mare sotto il mare. La domanda, non ovviamente sotto. Che sbarchi in Piazza San Marco perché non è anche bella da vedere, però ci ha mai pensato del suo incarico? Così mi è venuto di fare questa domanda. No, non ci ho mai pensato, perché quando penso a Venezia e penso alle infrastrutture di Venezia, penso all'accessibilità del porto di Venezia e a tutte le difficoltà che ci sono e che stiamo trattando in questi anni per garantire l'accessibilità. Quindi poi parleremo anche delle grandi navi, però era una battuta per chiederle se ha mai pensato una metropolitana. Ho detto, perché ho detto, no, sai cosa ho pensato? Anche perché quando si parla di infrastrutture a Venezia è sempre un tema molto delicato. La prenda come una battuta la mia. Ho pensato che economicamente, se a Padova e la Riviera del Brenta, che è una cosa straordinaria, ci fosse una metropolitana che partisse da Padova e fa tutta la Riviera e arriva fino a Mestre e poi arriva in Piazza San Marco, avrebbe l'economia, ne trarrebbe un'utilità incredibile. Ma abbiamo l'intermodalità comunque, certo, per arrivare in Piazza San Marco. Se fanno, Venezia è anche bella girare a piedi? No, sono d'accordo, era per arrivarci perché, guardi, le dico, il venerdì scorso ho un amico che è in ospedale a Venezia e stavano per trovarlo alle 2 e avevo davanti un autobus, quello che ha preso fuoco. L'ho superato, lei avrà visto, non mi ricordo, l'ho superato, per fortuna l'ho superato perché altrimenti davvero non sarei più andato a trovarlo. Sì. Erano le 2 del pomeriggio, era davanti a me, c'era, pensi, poi nel leggere, nel vederlo, dietro quel camion c'era una cisterna di benzina, pensi lei, e per fortuna l'ha superato anche la cisterna. Al ritorno ci ho impiegato, perché sono andato per Treviso, perché al ritorno era impossibile, era bloccata tutta Venezia, tutta Mestre, ovviamente per ovvi motivi. Allora mi è venuto in mente, ma perché non fare? Ecco il motivo per cui le ho fatto questa domanda, è che è un po' una domanda... Diciamo che lavoriamo perché gli autobus non prendano fuoco. Sì, è chiaro, però è una domanda che mi è venuta così, la prenda così per leggerezza. Senta, invece per quanto riguarda l'alta velocità in Veneto, è la regione che è del nord che è un po' più penalizzata, la linea Padova-Bologna non ha l'alta velocità, Padova-Milano, insomma, si dovrebbe fare, si parla che si farà. E perché noi siamo in ritardo anche qui, secondo lei?
Allora, non lo so, io ho trovato di fatto la necessità in corsa quando sono arrivata, quindi non posso, non giudico mai prima del 2015 perché ovviamente non c'era. In questi anni sul discorso alta velocità abbiamo lavorato tanto e abbiamo insistito tanto perché venisse fatto. Poi sapete che abbiamo avuto 2 anni un po' difficili sul discorso dell'alta velocità col ministro Toninelli, perché addirittura voleva totalmente bloccarla. Per noi bloccare l'alta velocità voleva dire sostanzialmente non connettere il Veneto ai mercati nazionali ed internazionali, certo, perché di fatto sulla Brennero e sulla Brescia-Padova l'alta velocità ne abbiamo bisogno come l'aria. Diciamo, sul corridoio mediterraneo da Brescia a Padova è finanziata fino a Vicenza, compreso l'attraversamento di Vicenza. È andata proprio in CIPE qualche settimana fa l'integrazione perché con il caro materiali che c'è stato ha reso anche questo più difficoltoso l'iter per la realizzazione delle opere, perché si è dovuti correre al reperimento delle ulteriori risorse. Quindi fino a Vicenza è di fatto finanziata. Da Vicenza a Padova è in corso la progettazione e non è facile perché siamo comunque in una zona con criticità idrauliche non da sottovalutare, e poi c'è tutta la questione del rifacimento della stazione del PRG, della stazione di Padova, perché di fatto quando abbiamo fatto il piano regionale dei trasporti nel 2020, dalle analisi che abbiamo fatto con RFI era emerso che il nodo di Padova era comunque un nodo che andava potenziato, perché con l'arrivo dell'alta velocità la stazione non sarebbe stata in grado di poter ricevere i treni. Quindi c'è l'alta velocità, arriva di fatto alle porte di Padova. Con RFI stiamo lavorando perché nel momento in cui arriva l'alta velocità anche la stazione sia ovviamente pronta ad accoglierlo, e da questo punto di vista è fondamentale. Poi dirvi quando l'alta velocità arriverà a Padova non lo dico perché di solito porto sfortuna, quando do delle date non vengono mai rispettate, però stiamo... No, qui a molti, non solo lei, perché la buona volontà da parte di chi fa questi progetti è di rispettare i tempi. Poi quando iniziano dopo i lavori, è ovvio, quando iniziano i lavori corsi, ci sono ricorsi, gli imprevisti eccetera, poi ci sono le ricorsi, ma ne parleremo anche dopo di soluzioni di problemi con ricorsi che sono in itinere, però di fatto io mi auguro che arrivi quanto prima non solo il completamento della Vicenza-Padova, ma anche il finanziamento, e lì manca anche lì il finanziamento del nodo a nord di Verona per quanto riguarda l'alta velocità sulla linea della Brennero. Il tunnel di base del Brennero arriverà nel 2032, quindi è bene che siamo pronti sicuramente con il potenziamento di tutta la linea. Io prendo paura quando mi dite queste date, 2032, 2037. No, arriva prima, io gli avrei detto prima. 10 anni, non so neanche quanto Ma il tunnel di base del Brennero, guardi, sono andata a fare il sopralluogo in cantiere la settimana scorsa, lunedì pomeriggio, proprio sono andata a vedere i lavori del tunnel di base ed è un'opera pazzesca. Straordinaria. Straordinaria. Senta, una domanda, mi chiedo, il cittadino si chiede, per fare Bologna-Roma all'alta velocità, che ha dei problemi ovviamente anche sotto l'aspetto geografico, perché ovviamente attraversano gli Appennini e tant'altro, l'hanno fatto in un tempo breve. E perché il Veneto è sempre messo in secondo ruolo? Cioè lei mi dice giustamente ci sono delle problematiche perché la stazione di Padova è l'alta velocità, il terreno ha dei problemi, però avrà avuto dei problemi anche quello di Firenze. Guardi, si sente... Ma non è che il Veneto sia un attimino un po' bistrattato? La domanda che le faccio tolgono le linee, il treno, le faccio un esempio, una banalità, che sono lamentati molti che vanno a Roma, il diretto Padova-Roma l'hanno soppresso. Cioè, perché in Veneto succedono queste cose secondo lei? Allora, io in questi anni ho soppresso tanti treni, perché da un'analisi... No, parlavo però il diretto, quello... No, ma infatti volevo arrivare lì, perché da un'analisi non posso muovere i treni per 10 persone se effettivamente la domanda non c'è. Però se il treno
Se il treno è pieno. Il treno diretto, c'è stata una lunga discussione con le ferrovie dello Stato, poi è finito in una cacciara politica e quindi non si è più fatto nulla. Però col presidente Zaia eravamo d'accordo con le ferrovie che l'avrebbero ripristinato, ma non stop, quindi senza fermate né a Bologna né a Firenze, ma con le fermate, perché la massima capienza, il treno portava più di 500 persone come posti potenziali, la massima capienza si è arrivati a 114 persone, il massimo che si aveva, quindi di fatto diciamo che solo con la domanda di Padova non giustificava il treno. Quando l'hanno tolto, il presidente in persona aveva chiamato l'allora amministratore delegato Battisti e gli aveva chiesto le motivazioni, gli ha detto guarda, non c'è domanda sufficiente per giustificare un treno di quel tipo, anche perché la linea è completamente satura, e il presidente gli aveva detto vabbè, valutiamo, perché era fondamentale comunque di fermarlo. L'amministratore delegato aveva dato piena disponibilità eventualmente di farlo fermare a Padova o a Bologna, scusate, o a Firenze. Poi è cominciato il botta e risposta politico a Roma ed è finito. Prima di raccontarmi perché il Veneto non ha l'alta velocità rispetto all'Emilia, andiamo un po' in pubblicità, ci pensiamo un po' e poi me lo dice. Tra poco rimanete con noi.